una serie di iniziative organizzate dal Libero Consorzio relativamente ai 20 anni anniversario della proclamazione della Valle dei Templi. Ecco, lei, commissario, ha ritenuto di ricordare questo momento importante per la città, per la provincia, ma anche per il mondo. Non c'è dubbio, anche perché è scaturito tutto dall'orgoglio dell'ex provincia, perché ritornando indietro nel tempo, ecco, il mio pensiero corre a Stefano Vivacca, il quale è stato talmente lungimirante a farsi carico di questa iniziativa per la valorizzazione di tutto quello che è il territorio agrigentino, con particolare riferimento alla Valle dei Templi. Era giusto da parte nostra, ecco, ricordare questo momento in occasione del ventennale della proclamazione come patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO della Valle dei Templi. C'è una serie di iniziative intraprese con gli altri partner istituzionali, che sono abbastanza, c'è l'Ente Parco, c'è il Comune di Agrigento, mi pare poi. Ecco, in questo momento mi sfuggo, devo vederlo un po' analiticamente, perché sono tante, sì, le prime italiane, il FAI, eccetera. Quindi ognuno di noi sta predisponendo delle adeguate iniziative in modo tale che si svolgeranno tra dicembre e gennaio, in modo tale da rendere visibile questa ricorrenza. Il fatto che la Valle dei Templi sia patrimonio dell'UNESCO evidentemente rappresenta una grandissima e importantissima, rilevantissima risorsa per questo territorio. Negli ultimi anni c'è stata una primavera rispetto alla valorizzazione del patrimonio UNESCO. Il Parco della Valle dei Templi si è aperto alla comunità, la comunità con buon gradimento ha fatto via via proprio questo inestimabile valore, e all'interno di questo rinnovamento, di questa primavera, ci sono una serie di partner che come dire, promuovono e favoriscono ulteriormente questa nuova stagione. Fra questi partner sicuramente c'è il Fondo Ambiente Italiano. Approfitto per ricordare che comunque proprio il Parco della Valle dei Templi, avendo vinto il premio nazionale per il paesaggio, ha dato assoluta dimostrazione di come tutto ciò che è all'interno del parco, tutto ciò che è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO, viene valorizzato non solo sotto il profilo strettamente dei beni monumentali, dei beni archeologici e tutti quanti noti, ma proprio in una dimensione di paesaggio che è quella dimensione di una identità culturale delle persone, di tutti coloro che vivono in questo contesto. È un evento importante, è una intuizione della provincia regionale di Agrigento, e quindi da un lato io voglio ringraziare la provincia regionale per questa intuizione, e dall'altro voglio contribuire a queste celebrazioni attraverso questo evento importante, perché voi sapete che sono 3 gli eventi importanti in Italia per il FAI: le mattinate FAI d'inverno, appunto queste, e poi giornata FAI di primavera e giornata FAI d'autunno. Quindi è un'occasione veramente che, come dire, dà solidità anche a questo lavoro che noi stiamo facendo di associazioni e istituzioni insieme. Fondamentale è appunto la presenza dell'Accademia ad Agrigento, ancora una volta un forte segnale, una forte presenza, e quindi attraverso praticamente i suoi collaboratori, quali docenti validi, docenti qualificati che insieme agli allievi portano avanti dei programmi ben precisi, danno un contributo sostanziale a questa città, cercando appunto di fare qualcosa di bello.